Nell'ambito delle iniziative previste in calendario in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2019, si è svolta ieri, organizzata dall'Associazione Aquarinto, una rappresentazione teatrale presso il Teatro di Capo Rossello sul tema dell'emigrazione, Camicette bianche, del regista agrigentino Marco Savatteri. 2 ore di spettacolo per raccontare le attese dei siciliani del dopoguerra che andavano in America in cerca di sogni e di gloria, e che prende spunto da un testo di Ester Rizzo, commedia che è stata applaudita dal folto pubblico presente per l'occasione. Prima della rappresentazione teatrale si è svolta una premiazione curata dalla collega Margherita Trupiano a quelle aziende che hanno collaborato con l'Associazione Aquarinto nei centri SPRAR da loro presenti nei comuni di Realmonte, Comitini e Raffadali. Una targa di ringraziamento è stata donata alle aziende che hanno assunto o avviato al lavoro gli ospiti dell'associazione, presenti i rappresentanti delle aziende e i sindaci dei comuni. Hanno preso la parola il sindaco della città di Realmonte, che ha descritto il sistema di accoglienza modello Realmonte, non un grande centro, ma piccole case al centro storico che permettono agli occupanti di integrarsi con gli abitanti dove vivono. Quindi il referente del progetto SPRAR di Realmonte, l'ingegnere Giuseppe Vella, l'assessore alla cultura Paolo Sameli e il rappresentante dell'Associazione Aquarinto Diego Avanzato, tutti a sottolineare come nei centri da loro gestiti non ci sono mai registrati problemi di nessun tipo, anzi l'accoglienza e l'integrazione è avvenuta nel rispetto reciproco. Tante le aziende che hanno ricevuto riconoscimento, tra cui la SEAP di Vella, la cooperativa Alcarubi, il ristorante Capriccio di Mare, l'azienda agricola Prizuzzella per la città di Agrigento, per la città di Realmonte le aziende Maiata Beach, il Lido Maraggià, la pizzeria dei fratelli Butera, la trattoria del Pesce di Neri, Long Beach della Scala dei Turchi, mentre per il comune di Raffadali, l'antico forno di Galvano, a Comitini, la carrozzeria Francesco Chiappara di Aragona, al Racalmuto, Alba Motor. Quanto riguarda il fenomeno che è avvenuto poi a Realmonte, io credo alla proporzionalità degli effetti, dei fenomeni, cioè nel senso che se si spostano masse intere di 300-400 persone che si insediano in un paese come poteva avvenire qualche anno fa a Lido Rossello creando un ghetto, questo avrebbe provocato dei problemi, perché ci sarebbe stato un ghetto in un luogo che era vocato invece ad altre attività, come quella turistica. Invece se poche persone in alcuni appartamenti che sono dislocati in diverse aree del centro abitato, come è avvenuto a Realmonte, si stabiliscono qua da noi, vivono con noi, frequentano le stesse piazze, le scuole, la chiesa e quanto altro. Io credo che questo fenomeno possa essere ben accolto, così come è stato accolto dai cittadini di Realmonte. Noi non abbiamo avuto mai problemi con l'associazione Aquarinto, con questi ragazzi che sono stati qua, e quando dico mai è mai, non abbiamo avuto nessun problema. Questi ragazzi frequentano i luoghi che frequentano i nostri ragazzi, molti adesso lavorano, hanno fatto dei periodi di tirocini e poi sono stati assunti anche a tempo indeterminato e quindi si rendono anche utili, insomma fanno parte del nostro ciclo lavorativo, della nostra vita, così come i nostri emigrati lo hanno fatto negli Stati Uniti, in Belgio, in Germania, in altri luoghi, dove adesso ci sono le seconde e le terze generazioni che si sono integrate. Abbiamo avuto i sindaci di New York che erano di origine siciliana. Mi auguro quindi che qualcuno di questi ragazzi possa diventare il presidente della regione siciliana. Sono 146 le vittime dell'incendio della Triangle Shirtwaist e Concetta prova a ricordare i loro nomi. Ma questa volta non potrò vincere la scommessa, perché 7 di quelle donne un nome non l'avranno mai, solo un numero e niente di più.